Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Scoppia un incendio all'ospedale Cannizzaro di Catania, fiamme sul tetto del padiglione F3, evacuato l'intero edificio, nessun ferito, in corso verifiche sulle cause del rogo. A Gela un appartamento abbandonato trasformato in centro di consumo del crack, ignorate le segnalazioni dei residenti del quartiere. La famiglia nel bosco a Gibilmanna era seguace di un enigmatico santone, capo della comunità dove vivevano i piccoli che sono stati allontanati dai giudici. Possono vedere i genitori sotto vigilanza. Ancora acque agitate nella maggioranza di governo dopo il referendum sulla giustizia. Tensioni e nervi tesi anche in Sicilia, dove sono a rischio alcune poltrone. Maggioranza assente all'Ars. A Catania, la zona industriale nel degrado, i proclami di rilancio si scontrano con la triste realtà di un'area pericolosa da ogni punto di vista. A rischio l'incolumità di migliaia di lavoratori. Dopo il caro carburanti e il caro voli arriva il caro uova di Pasqua. Rispetto allo scorso anno, prezzi lievitati e prodotti più piccoli. Calcio Serie C, mancano 48 ore alla trasferta di Latina per il Catania. Ancora out l'attaccante forte. Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri. Bentrovati, apriamo con questo incendio che è scoppiato sul tetto del padiglione F3 dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Fumo visibile a distanza e momenti di tensione. È stato evacuato l'intero edificio, fortunatamente non c'è nessun ferito. I pazienti sono rientrati in serata, in corso verifiche sulle cause del rogo, ma ci dice tutto Eva Spampinato. Dove li state spostando? Stiamo portando al pronto soccorso pediatrico. C'è stato un incendio negli ultimi piani, voi dove eravate? Lì sopra, molto brutto, molto brutto. Hanno evacuato tutto l'ospedale, almeno la parte dell'F3. Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove un incendio ha fatto scattare l'allarme generale. Decine di mezzi dei vigili del fuoco, personale del 118, volanti della polizia mobilitati per i soccorsi, mentre pazienti e personale sanitario venivano fatti uscire in fretta dal padiglione F3, tra il freddo e il vento in aumento che complicava ancora di più la situazione. C'è stato tanto fumo, puzza di bruciato, naturalmente si è sentito fino ai piani bassi, noi siamo qua sotto. Anche noi stesse ci siamo preoccupate, pur essendo appunto al piano zero. Abbiamo visto il fumo e se abbiamo sentito correre. Una densa colonna di fumo visibile anche a distanza si è alzata dal tetto dell'edificio. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da un malfunzionamento agli impianti di climatizzazione. Una fiammata si sarebbe sviluppata nel cavedio tra il sesto e il settimo piano, con il fumo che ha rapidamente risalito la struttura fino a fuoriuscire dalla copertura. È una cosa inaspettata, insomma. Però ho visto che tutto il personale ha lavorato in maniera eccellente. I pazienti sono stati spostati nel vicino centro congressi in attesa di venire ricollocati. I pazienti sicuramente sono anche scossi. Certo. Però si sono ripresi, devo dire, abbastanza bene. Hanno avuto una buona reazione. Attimi di paura, confusione, ma nessun ferito. Alla fine della giornata la situazione è rientrata, i pazienti sono ritornati nei reparti. La zona e la struttura interessate dall'incendio saranno adesso sottoposte a sequestro per analizzare le cause del rogo. A Gela un appartamento abbandonato è stato trasformato in centro di consumo del crack, la droga dalle pericolosissime conseguenze che ormai dilaga in mezzo mondo. Ignorate le segnalazioni dei residenti del quartiere. GR Italia. Una crack house in pieno centro storico, e non sarebbe nemmeno l'unica. A pochi passi da una delle principali piazze di spaccio della città, un appartamento abbandonato è diventato da tempo un punto di riferimento per chi consuma droga. Un flusso costante, silenzioso ma evidente. Giovani, giovanissimi ma anche adulti entrano da un piccolo portoncino, ne escono dopo minuti o ore, spesso in condizioni alterate. Siamo entrati all'interno dell'appartamento, i segni non lasciano spazio a dubbi, un luogo che racconta una realtà sommersa ma sempre più diffusa. Vedete qui, accanto a questo materasso sporco, i resti di quello che è stato l'ultimo consumo di droga del tossicodipendente di turno. Guardate qui a terra anche
la bottiglietta utilizzata per fumare il crack, e questa è la situazione insomma che si trova in diverse case abbandonate del centro storico. I residenti raccontano di un via vai continuo a tutte le ore, di una situazione che ormai sembra fuori controllo. Chi vive in queste vie si trova faccia a faccia con gruppi di persone che si fermano davanti agli ingressi, consumano e spesso restano lì. È diventata questa una zona zombie e noi come residenti abbiamo paura anche ad uscire fuori dalle case perché non sappiamo con chi ci imbattiamo, ecco. Le forze dell'ordine e la procura conoscono bene il fenomeno, nonostante le operazioni contro lo spaccio il consumo resta alto e il crack in particolare sta diventando una presenza stabile anche in città. Secondo gli operatori sanitari l'aumento è evidente, i medici del centro di salute mentale segnalano un numero crescente di giovani con gravi conseguenze psicologiche legate all'uso di crack, una droga che altera profondamente il comportamento e accelera il degrado personale, una crepa sociale che si allarga nel silenzio di porte chiuse e occhi che ormai non riescono più a ignorare. Torniamo a parlare della strage di Altavilla Milicia. È stata assolta in appello Miriam Barreca, la figlia di Giovanni, in carcere in attesa di sentenza. Per la Corte la minore era temporaneamente incapace di intendere. Ribaltata quindi la condanna a 12 anni e 8 mesi in primo grado per torture e omicidi. Desiree Ferlito. Assolta con una decisione che ribalta il verdetto di primo grado di una delle stragi familiari più sconvolgenti degli ultimi anni, la Corte d'Appello ha scagionato Miriam, la figlia di Giovanni Barreca, minorenne all'epoca della strage di Altavilla Milicia. Un verdetto che cambia la lettura di una notte d'orrore, quando nel febbraio del 2024 una famiglia fu sterminata tra violenza e fanatismo. La giovane, oggi 21enne, era stata condannata a 12 anni e 8 mesi con rito abbreviato, una sentenza ora completamente riscritta. I giudici hanno stabilito che Miriam non è imputabile per il triplice omicidio in cui persero la vita la madre Antonella Salamone e i fratelli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Accolto il ricorso della difesa, è stata applicata la normativa prevista per i minori, riconosciuta una capacità di intendere solo parziale e soprattutto l'impossibilità di opporsi agli adulti che portarono a compimento la strage. La ragazza, ritenuta inizialmente parte attiva, aveva confessato e collaborato con gli inquirenti, pur tra iniziali dubbi sulla sua attendibilità. Per Miriam è stato disposto l'inserimento in una struttura protetta fuori dalla Sicilia, dove seguirà un percorso con educatori e specialisti, sottoposto a verifiche periodiche. 2 avvocati del Foro di Palermo sono stati minacciati e offesi da alcuni familiari delle vittime della strage di Monreale in cui persero la vita 3 ragazzi. I 2 legali difendono gli imputati del triplice omicidio. Apprendiamo con preoccupazione quanto accaduto, anche in contesti emotivi particolarmente drammatici. È doveroso ribadire il ruolo essenziale dell'avvocatura, presidio imprescindibile del diritto di difesa che la Costituzione garantisce a tutti. Esprimiamo pertanto vicinanza ai difensori coinvolti, si legge in una nota della Giunta esecutiva dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo. E adesso veniamo al caso della famiglia nel bosco di Gibilmanna, dopo che la magistratura ha deciso che i 2 bambini allontanati dai genitori debbano stare dai nonni del bimbo italiano e che potranno vedere la madre soltanto con gli assistenti sociali. Ora si punta il dito contro questo enigmatico Santone, capo della comunità dove vivevano i bambini. Sentiamo Lorena Dolci. Tetti semi-diroccati, finestre chiuse, bagni chimici. Ancora una famiglia nel bosco, ma molto diversa da quella più nota. All'Aquila c'erano 2 genitori e i loro 3 figli. Qui, nel bosco di Gibilmanna, vicino Cefalù, c'è un santone, una comunità di stranieri, fra cui 2 ragazzini. Lo scenario siciliano è questo casolare isolato, dove vivono una quindicina di persone, fra loro anche 2 bambini di 7 e 11 anni, figli dello stesso papà tedesco. Una mamma italiana, l'altra tedesca. Stavano sempre chiusi in casa, racconta un vicino di casa. Uscivamo solo di notte, confermano le 2 mamme. La procura dei minori ha accertato che i bimbi dormivano su un materassino gonfiabile, tra candele e piatti sporchi. Non sono mai andati a scuola e non hanno mai visto un pediatra. Il tribunale ha disposto che stiano con i nonni del bimbo italiano. Le madri potranno incontrarli in quella casa, ma solo sotto la vigilanza degli assistenti sociali. Il padre li potrà vedere invece in uno spazio neutro. La comunità fa capo ad un santone, Mark Ravikiran Koppikar. Questa è la sua
sua pagina Facebook, in cui si definisce maestro spirituale di origini tedesco-indiane. Quello che non dice è che gira in Maserati a 2 guardie del corpo e vive in una comoda villa quando non gira il mondo per incontrare i suoi seguaci. Fino a qualche mese fa il gruppo era in Scozia. Viviamo con le donazioni dei nostri familiari, ha spiegato uno dei componenti del gruppo alla polizia. Su questo cartello c'è scritto in tedesco: pentiti dei tuoi peccati, immergiti nelle vibrazioni curative. Un papà è stato assolto con formula piena dalle accuse di abusi sessuali e maltrattamenti a danno dei 2 figli minorenni. La decisione è stata emessa per l'uomo di 47 anni di Gela a processo davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Al termine dell'istruttoria dibattimentale anche la Procura ha escluso elementi che potessero fondare le accuse iniziali, chiedendo appunto l'assoluzione. L'imputato, sentito durante l'istruttoria, ha più volte sostenuto di non aver mai abusato dei figli né di averli maltrattati. L'ex moglie, che ha la potestà genitoriale sui minori, è parte civile nel procedimento. Per i fatti che lo hanno portato a processo, il 47enne perse la responsabilità genitoriale, ha dichiarato che non vede i suoi figli ormai da 8 anni. Adesso parliamo di un altro tipo di padre. A Mister Bianco picchiava la moglie davanti alla figlia. A chiedere aiuto è stata proprio la bambina, che ha trovato il coraggio di telefonare al 112. Venite presto, papà sta picchiando la mamma. All'altro capo del 112 c'è la vocetta disperata di una ragazzina. Ha solo 12 anni, ma decide che non può restare impotente di fronte all'ennesima aggressione alla madre. È lei che compone il numero di emergenza. Immediato l'intervento dei carabinieri, che in una casa al centro di Mister Bianco trovano un uomo ubriaco che aveva preso a calci la compagna, ancora impaurita e dolorante. I medici hanno attivato il codice rosa. La donna ne avrà per 30 giorni. Solo una volta al sicuro ha deciso di denunciare i maltrattamenti da parte del compagno, che andavano avanti da 18 anni. Per 2 volte nei mesi scorsi la donna aveva trovato rifugio a casa di sua madre, ma non era bastato a fermarlo. C'è voluto il coraggio della figlia. Adesso per il 44enne è scattato l'arresto. A Palermo l'ospedale Villa Sofia è in mano ai parcheggiatori abusivi. È la denuncia dei medici ospedalieri e degli utenti costretti a subire continue richieste di denaro. Marco Gulla. Un ospedale in mano ai posteggiatori abusivi, e così il sindacato dei medici ospedalieri insorge e chiede interventi sotto i riflettori Villa Sofia a Palermo e le sue aree parcheggio. Il CIMO invoca il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dei posteggiatori abusivi. L'area del parcheggio, che oggi è un vero e proprio Far West, nelle mani di posteggiatori abusivi che chiedono spesso denaro sia ai pazienti che vengono dall'esterno, ma anche agli operatori sanitari, a chi in ospedale lavora, e si trova costretto certe volte a dover anche elargire qualche somma per evitare danneggiamenti alle macchine o furti di auto. Villa Sofia ha già segnalato alle autorità competenti l'incresciosa situazione, ma ad oggi non si sono visti segnali auspicati. Ne risulta sufficiente la presenza dei vigilantes di una ditta esterna, sottolinea il CIMO. Alcuni medici che non hanno voluto pagare il racket del parcheggio hanno poi ritrovato le loro auto danneggiate, graffiate o con le gomme bucate. E adesso la politica, i risultati del referendum continuano ad agitare appunto la politica non solo a livello nazionale ma anche in Sicilia, dove qualcuno rischia la poltrona. Intanto la maggioranza era assente all'ARS. Sentiamo. Dopo la sconfitta referendaria, il terremoto politico registrato a Roma potrebbe sbarcare anche in Sicilia. Le voci di corridoio si inseguono. Il commissario di Fratelli d'Italia nell'isola, Luca Sbardella, dice che sulle questioni giudiziarie applicherà il criterio che verrà indicato dal Partito Nazionale. A rischiare sarebbe soprattutto Elvira Amata, assessore al turismo, che potrebbe rientrare nella strategia meloniana tesa ad accantonare proprio gli indagati. Rischia, anche se meno, persino il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, ma ancora il commissario di Fratelli d'Italia Sbardella riferisce di non avere sentori di cambi di rotta nell'isola. La partita invece appare abbastanza aperta all'interno di Forza Italia. Tocca al deputato catanese Salvato Marchio lanciare un appello perché anche in Sicilia venga recepita l'indicazione di Marina Berlusconi e si proceda velocemente verso il congresso. Lo scontro interno, sostiene Marchio, rischia di oscurare gli importanti risultati politici e amministrativi del governo Schifani. Dati, economia e impresa sono le parole chiave su cui puntare. Intanto l'eurodeputato Marco Falcone, che è anche coordinatore azzurro a Catania, ha incontrato
incontrato il governatore Renato Schifani. Serve un cambio di passo nella gestione del partito in Sicilia, ha detto dopo il vertice. Infine c'è il centro-sinistra che cavalca la vittoria del no e pensa ad anticipare le primarie per scegliere i propri candidati anche subito. E adesso andiamo nella zona industriale di Catania, dove i proclami di rilancio si scontrano però con una triste realtà. L'area è pericolosa da ogni punto di vista. Sentiamo Tonino De Mano. Sapere che già il 26 agosto ci sarà la prima gara per l'intervento dell'area industriale è un grandissimo passo in avanti. Sono passati quasi 8 mesi dalla dichiarazione dell'assessore regionale alle attività produttive Tamaio, che annunciava un piano di interventi da 50 milioni di euro, ma alla zona industriale di Catania tutto tace. Speravo anche in un cronoprogramma che potesse iniziare soprattutto da quelle che sono le esigenze maggiori. Purtroppo ancora non ho visto questo. Da queste parti si sentono soltanto le proteste dei dipendenti per lo stato da terzo mondo delle infrastrutture e i rumori meccanici dei mezzi in transito sulle voragini. Attenzione, non buche. E i rischi sono raddoppiati nelle giornate di pioggia in una zona soggetta ad allagamenti anche per l'ostruzione dei canali e per le buche che, riempiendosi d'acqua, rappresentano una pericolosa trappola. E ricevo giornalmente decine se non centinaia di segnalazioni di lavoratrici e lavoratori che si recano presso il proprio posto di lavoro, che ci rimettono le macchine, soprattutto la sera, in cui una buona parte della zona industriale continua a rimanere al buio. Quasi 20.000 persone giornalmente si recano sul posto di lavoro alla zona industriale, in alcuni casi il rischio è addirittura segnalato in azienda. L'avviso che vedete si riferisce a questa rotatoria. Qualsiasi destinazione si scelga, la voragine è sempre in agguato. Per non parlare del ponte sull'8ª strada, le cui condizioni sono sotto gli occhi di tutti. È a mio avviso un vero pericolo, andrebbe non consolidato come previsto nell'impegno dei 50 milioni di euro, ma andrebbe abbattuto. Imbarazzante anche la condizione dei marciapiedi. Qui ci sono due scelte da fare: scendere con la possibilità di essere investiti oppure azzardarsi sulle precarie basole in cemento, con il rischio però di fare un salto nel vuoto. E restiamo a Catania perché intanto in centro è scattato il piano di pulizia e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali rimaste spente e non funzionanti nelle ultime settimane. Gli interventi sono partiti dalla Fontana dell'Elefante di Piazza Duomo, simbolo della città, per proseguire con le fontane del Giardino Bellini, di Piazza Teatro Massimo, di Piazza Cutelli, di Piazza San Francesco e poi la fontana centrale di Piazza Iolanda. I lavori sono finanziati con una parte dei fondi ricavati dalla tassa di soggiorno. Adesso parliamo della Pasqua. L'ombra della speculazione arriva pure sulle uova. Rispetto allo scorso anno, prezzi lievitati, e quando invece sembrano invariati in realtà è perché il prodotto è più piccolo, anche se nascosto da una grande confezione. Sentiamo Francesca Loi. Lei ha appena fatto la spesa, ha già acquistato le uova? No, ancora no. Ho visto però ci sono dei prezzi abbastanza alti rispetto all'anno scorso. Forse i consumatori meno attenti non lo avranno notato, ma le uova di Pasqua sono più care rispetto agli anni precedenti. Se all'apparenza il prezzo può sembrare lo stesso, in realtà il prodotto è più piccolo, quindi in proporzione costa di più. Si tratta di una strategia commerciale, la shrinkflation, in italiano sgrammatura. Visto che sono dei consumi limitati a un periodo proprio pasquale, non duraturi per tutto l'anno, tutto sommato rispettiamo le tradizioni, che è positivo. Sperando che il prossimo anno sia una Pasqua più economica. Quanto ha speso? Più di 54 euro. A poco più di una settimana dalla Pasqua, nei supermercati è caccia alle uova. Soprattutto per i più piccoli è una tradizione a cui non si rinuncia, nemmeno se c'è l'inflazione, che però per molti ha il sapore di speculazione. Soprattutto perché molti acquisti non sono, evitabili, e quindi la speculazione preme proprio su questo. Infatti anche noi l'abbiamo visto che volevamo prenderli, ma chi ha 4 bambini, 5 bambini è difficile. E in effetti negli ultimi mesi il prezzo del cacao è diminuito, anche con picchi del meno 70%, ma a quanto pare questo non basta. Quindi prima di acquistare controllate bene il peso, perché altrimenti una volta aperto servirà la lente di ingrandimento, non per trovare la sorpresa, ma l'uovo.
A Favara, nell'Agrigentino, si riscopre la memoria delle sue miniere. Inaugurato al Castello Chiaramonte il nuovo museo multimediale dello Zolfo, un viaggio tra le storie dei Carusi, i ragazzi sfruttati all'epoca e identità da custodire. Davide Sardo. Passato e futuro si stringono la mano nel segno della memoria e dell'identità. A Favara nasce il Museo Multimediale dello Zolfo, un viaggio potente dentro la storia dei Carusi tra fatica, dignità e diritti negati. Dalle miniere della Lucia e di Ciavolotta fino al cuore del Castello Chiaramonte prende vita un percorso immersivo che racconta ai giovani di oggi il sacrificio di un tempo. Ragazzi segnati dalla fame e dal lavoro disumano tornano a parlare virtualmente alle nuove generazioni cresciute nel benessere. Creare un museo multimediale che ricordi una parte essenziale della nostra comunità, perché per molti anni Favara è cresciuta economicamente, culturalmente e anche come città intorno allo sfruttamento delle miniere di zolfo, e ha pagato poi le conseguenze più alte sia in termini di vita che di migrazione quando poi il fenomeno delle miniere di zolfo è finito. Il museo, finanziato dal GAL Sicilia, consente anche la riapertura del piano nobile del castello, chiuso da oltre 13 anni, un recupero atteso che unisce riqualificazione e cultura. Io spero che questo museo dia la possibilità ai nostri giovani di non solo coltivare pagine della nostra storia, ma trarre giovamento da quello che era lo sfruttamento minorile. Un racconto intenso e coinvolgente tra immagini e memoria, per non dimenticare e per costruire consapevolezza, perché il futuro passa anche dalla conoscenza del proprio passato. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, parleremo di questa trasferta al Latina del Catania. Vi aspetto. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. A 48 ore dalla trasferta di Latina per il Catania ha parlato il tecnico William Viali, ancora out l'attaccante Forte, ma sentiamo Francesco Triolo. Nessuna modifica sostanziale, ma la ricerca di conferme, anche di fortuna. Il Catania viaggia alla volta di Latino con l'obiettivo di difendere il secondo posto dalle inseguitrici, Salernitana e Cosenza, distanti rispettivamente 5 e 6 punti. I laziali sono squadra da non sottovalutare, sono in finale di Coppa Italia, se la giocheranno la prossima settimana proprio al Francioni. Hanno motivazioni i laziali e Viali non a caso ha sottolineato proprio le caratteristiche del Latina. Comunque una squadra che rende difficile le partite a qualsiasi avversario, ha un dato curioso rispetto alla classifica, la sesta miglior difesa, e quindi questo dato rende l'idea su come sia complicato riuscire a aprire le partite contro una squadra così organizzata. Il Catania, che ha trovato Viali, è una squadra con entusiasmo ma appesantita dalla pressione di vincere a tutti i costi, e serve una squadra che detti i tempi della partita. Chiaramente dobbiamo diventare più veloci, più rapidi nel far girare palla, nel muovere l'avversario, e chiaramente trovare automatismi non solo per i giocatori che iniziano dal basso il gioco, ma chiaramente davanti dobbiamo dare la possibilità a questi portatori di palla di avere più soluzioni per scegliere, per verticalizzare, dove lunedì sera abbiamo così fatto non bene questa verticalizzazione. Forte non sarà convocato, il suo recupero verrà valutato settimana per settimana. Cicerelli sta bene, gli manca il ritmo partita, ma per lui è una gara diversa perché proprio in quella d'andata si è infortunata. Adesso sabato è quella in cui vuole tornare a lasciare il segno. Latina Catania sarà trasmessa in diretto, in chiaro, in esclusiva su Telecolor sabato a partire dalle 13:30. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Il
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani l'allerta gialla in 9 regioni, tra cui la Sicilia. L'avviso prevede già dalla serata di oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e soprattutto nei settori tirrenici e nord-orientali. Al mattino di domani persisteranno venti di burrasca, mareggiate lungo le coste esposte. Noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.